Sono felice di mandarvi questo video messaggio attraverso il telefono. Volevo ringraziare Marcello Altamura perché ha reso possibile tutto questo, in questo momento, questo evento che include, che unisce e che riporta tutti indietro di 40 anni, il giorno stesso, quel momento in cui Diego arriva nella sua nuova città, in mezzo al suo nuovo popolo, Napoli ed i napoletani. Vi saluto, vi ringrazio, vi abbraccio dicendovi che è facile parlare di Diego per me, a livello di contenuti, di concetti, di termini, ma è sempre difficile a livello emotivo, perché avere Maradona dentro vuol dire vivere con principi, valori, facendo lotte di sistema, di ribellione, rivendicare chi siamo, da dove veniamo, territorio, radici, far prevalere un concetto dove i piedi in testa non ce li mette nessuno. E Maradona è stato il più grande, ce l'ha insegnato, e allora possiamo farlo anche noi ogni giorno, e non saremo mai soli se difendiamo il suo onore, ok? Se portiamo avanti il suo mandato, il suo operato, perché Maradona, l'unico politico che ha sempre mantenuto quello che ha promesso, attraverso la palla da calcio ci ha donato amore, quello ci ha promesso e quello ha mantenuto, l'ha fatto fino agli ultimi giorni di vita. Ci dice che se abbiamo paura ricordiamoci che se lo ha fatto il più grande possiamo farlo anche noi. Maradona non è amore solamente, è devozione, perdizione, ossessione, non è tanto ma è tutto, non è eterno ma è infinito. Maradona è tutto quello che sentiamo dentro e semplicemente e solamente grazie al suo avvento siamo riusciti a viverlo. Ciao a tutti da Lega, vi voglio bene.